studio abbiamo Paolo Pizzolato di Prima il Veneto. Buonasera a tutti, buonasera direttore. Grazie, bentornato. Allora, Paolo Pizzolato, Prima il Veneto, e qui in sostanza finirà nel 2025 il regno del presidente Zaia. È stato soprannominato il Veneto addirittura lo Zaiastan proprio per... Sì, ci vorrebbe una puntata fino alle 6 di domani mattina per dire tutto quello che ho dentro e che logicamente vorrei esprimere. Faccia pure, Pizzolato. Vorrei esprimere innanzitutto perché la regione la conosco molto bene, avendo amministrato Veneto Agricoltura, soprattutto grazie a chi c'è in questo momento in Regione Veneto, che però poi ha cambiato completamente idea, e soprattutto per essere stato in tempi non molto lontani il segretario provinciale di Venezia della Lega Nord. Ora ha cambiato completamente atteggiamento, sono con Prima il Veneto per alcuni accadimenti che sono successi e che logicamente sono, guarda caso, anni dopo, i medesimi che vedranno, secondo me, l'allontanamento di Zaia dalle poltrone regionali. Le varie persone che si sono succedute all'interno della regione Veneto, Marcato, Bitonci, tutti quelli che conosco, alcuni anche amici, e mi ricordo lo stesso presidente, sia prima Galan sia poi Zaia, la cosa che hanno detto al sottoscritto è stata questa: mi raccomando Paolo, hanno detto, guarda che non si vive solo di politica, per cui mantieniti il tuo lavoro all'interno della banca, perché prima o dopo si fa ritorno alle origini, praticamente da dove sei venuto. Ecco, vorrei iniziare con questa frase qui affinché chi ci sta guardando, i telespettatori che stanno guardando, cerchino di capire lo stato d'animo di una persona che poi è ritornata a lavorare tranquillissimamente, ha finito il suo mandato tranquillissimamente, ha continuato il suo lavoro tranquillissimamente ed è in attesa della pensione. Non si può vivere, come hanno detto loro e come dice qualcuno, solo e esclusivamente di politica. Io capisco secondo, terzo, quarto mandato, io capisco monopolizzare la vita politica, ma non si può pensare che una persona sia a Roma, giustamente come è stato osservato prima, che certe volte non lo fanno, sia in regione, sia in provincia, sia in comune, qualcuno possa iniziare a fare il politico a 18 anni e concludere a 62 anni e 10 mesi, dopo aver fatto una vita di politica, la sua carriera. Qualcuno dovrebbe anche imparare a cercare di fare qualcosa e di lavorare, per carità di Dio. Invece quello che vedo e che ho visto sono i risultati di uno Stato, di una nazione che non capisce questo e che certe volte lascia da parte alcuni valori morali. I contadini che vengono abbandonati a se stessi, qualcuno dice abbiamo sempre pensato ai coltivatori alla terra eccetera eccetera, e non è vero nulla. Stiamo parlando del terzo mandato di Zaia. Zaia è iniziato come presidente della provincia di Treviso. Non sono solamente 20 anni che all'interno della regione, sono decenni che lui fa politica senza aver, per carità di Dio, mai lavorato, oppure forse avrà lavorato, io non sono a conoscenza di cosa. Anche tanti amministratori che sono in questo momento con lui hanno sempre fatto solo esclusivamente di politica, e non mi preoccupa in quanto Zaia è terzo mandato, quarto mandato eccetera eccetera. Lui sicuramente saprà arrangiarsi, potrà andare a fare il deputato in Europa, potrà essere messo a capo della Lega Nord, ma io penso a tutte quelle persone che lo hanno circondato, che non hanno mai lavorato, abituate fin dal primo momento a non lavorare, a fare solamente politica all'interno della regione, come se le caveranno adesso se non trovano posto, come alcuni della Lega che hanno fatto già il salto della quaglia, qualcuno in Forza Italia, qualcuno in Fratelli d'Italia, per cercare di fare in maniera di riciclarsi, perché sono bravissimi a fare questo. Per carità di Dio, non è che voglia dire che Zaia non deve fare il quarto, il terzo, il quinto mandato, ma però ci sono anche altri presidenti che, se non sbaglio, andranno a casa assieme a lui, per cui non è un problema solamente Veneto. Quello che ribadisco invece è che non capisco come questa gente non possa accettare il fatto di dover andare a fare qualche altro lavoro, di tornare a casa, in quanto abbiamo visto l'esempio un po' brutto da fare di quello che è successo a Eraclea, abbiamo visto l'esempio molto brutto di quello che è successo in Val d'Aosta. Attenzione, quando ci si incancrenisce all'interno di alcuni enti o di alcune istituzioni, bisogna poi vedere nel corso degli anni con chi ti trovi a confrontare, per cui abbiamo avuto istituzioni che sono state coinvolte in cose che non andavano bene, abbiamo avuto regioni che hanno avuto delle serie problematiche con dipendenti della regione Veneto, per cui cerchiamo di fare in modo ogni tanto di dare un minimo di ricambio, e questo è il primo passaggio che faccio a livello politico. Poi mi permetto questa piccola opinione personale: chi impone la propria volontà è chi in questo momento sta vincendo le elezioni, e Fratelli d'Italia, che ha portato a casa un risultato grossissimo, sta cercando di fare in maniera di surclassare completamente la Lega Nord e
Forza Italia, logicamente in coda a Fratelli d'Italia, sta cercando di fare in maniera di far diventare Salvini una scartina che possa non servire più, e loro andare a occupare tutto quello che è il posto politico sia nel Veneto che in altre regioni. Non hanno torto, perché Salvini nel corso di tutti questi anni è stato lui che ha sbagliato completamente politica della Lega, è stato lui che si è trovato in questo momento ad affrontare delle realtà non avendo più avuto nessun pensiero per il Nord, ma solo e esclusivamente per il ponte di Messina. È stato lui che ha tradito e abbandonato completamente il presidente Zaia, che adesso si trova in questa posizione dove non dico che poteva fare il terzo mandato, ma poteva essere un attimo messo meglio politicamente. Se voi pensate a tutto quello che ha fatto quel segretario lì, anzi quel personaggio lì, perché non so neanche come faccia a amministrare politicamente questo movimento politico, voi capite che adesso Zaia logicamente più di tanto non potrà fare. Ma in genere si tratta di risse, di pestaggi, di scontri tra baby gang. Pizzolato, più in generale però, insomma, questa spirale in cui si ritrovano tanti giovani è impressionante. Mai visto tempi del genere? Mai visto tempi del genere? Sì, che ognuno di noi è stato giovane. Io adesso frequento e faccio lavorare ragazzi giovanissimi all'interno della comunità a cui sto dando una mano, sto dando un aiuto, e mi accorgo che il dopo Covid ha portato a delle situazioni che sono allucinanti. Vedo i ragazzi sempre più attaccati a questi cellulari. Vedo i ragazzi senza cellulari che non sono in grado assolutamente di sopravvivere. Vedo i ragazzi che continuano giorno dopo giorno, e lo vedi davanti alle scuole, lo vedi nei momenti di incontro con questi ragazzi, che hanno questa voglia di aggregazione non solamente per conoscere altri ragazzi, ma solamente perché si sentono potenti solo se girano in branco, ed è una cosa che sinceramente lascia allucinati. Secondo me la mancanza del servizio militare, la mancanza di un po' di educazione civica che una volta veniva fatta a scuola, ma soprattutto la mancanza di affinità fra i ragazzi e quello che può essere la famiglia, questo lasciar perdere, questo stanno diventando grandi, questo ma sì, hanno 14 anni, lasciamoli andare tranquillamente per la strada dove vuoi che vadano adesso, tanto sono in 4-5 che si trovano. Questo lassismo anche da parte dei genitori sta portando veramente una società a livello nazionale a uno stato, un paradosso che diventa incredibile. Non voglio ricordare 60 anni fa, quando io ero piccolo, solamente lo sguardo del papà che incuteva terrore se per caso facevi qualcosa. Poi i tempi sono cambiati, i momenti sono cambiati, tutto è cambiato. Ma che si arrivi a girare di sera in pieno centro a Milano, in 10-15, con il coltellino, con il coltello, con la piccola roncola all'interno dello stivaletto, è una cosa che è diventata allucinante. Che ci siano ragazzi che sanno perfettamente che essendo minori hanno un'impunità che conoscono perfettamente, secondo me li lancia ancora di più sul mercato. Il fatto di far parte di piccoli gruppi, di piccole gang all'interno della scuola, li alimenta ancora di più. Sinceramente un freno a livello nazionale, sia con pene maggiori per i minori, ma soprattutto con un recupero da parte della società, delle famiglie. Non sempre è solo colpa dei ragazzi, delle famiglie. Non può essere che il genitore si presenta al pronto soccorso, riempie di botte il medico che non ha fatto secondo lui bene il suo lavoro. Non può essere che il genitore vada a scuola e riempie di botte il maestro, il professore, perché ha dato un brutto voto perché questo ragazzo si è comportato male. Cioè qui c'è un recupero a livello genitoriale, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, che sinceramente deve essere preso in mano e deve maturare assieme a una comunità che deve rendersi conto che i tempi stanno peggiorando, per cui noi stiamo crescendo dei figli ai quali certe volte diamo delle colpe, quando invece anche noi li lasciamo molto più liberi e siamo molto più leggeri nei loro confronti, proprio perché crediamo che la società sia maturata, si sia ingrandita, sia diventata meglio, quando invece abbiamo peggiorato completamente. Grazie Pizzolato, ci torneremo. Dobbiamo chiudere perché siamo oltre il limite, e quindi ringrazio moltissimo i nostri ospiti. Qui in studio Paolo Pizzolato, prima il Veneto, grazie molto Pizzolato.